Buonasera e bentrovati all'edizione del nostro telegiornale I fatti del Friuli occidentale in primo piano. In apertura i numeri di oggi sul fronte coronavirus, perché sale ancora il rapporto tra le positività al Covid-19 e i tamponi effettuati, che oggi in Friuli Venezia Giulia si è attestata al 14,49%, mezzo punto in più di ieri. Su 2.491 tamponi molecolari infatti sono stati rilevati 309 nuovi contagi, ai quali si aggiungono 52 casi già risultati positivi al tampone antigenico nei giorni scorsi e confermati proprio dal test molecolare. Sono inoltre 433 i test rapidi antigenici realizzati, in cui sono stati rilevati 48 nuovi casi, pari all'11,08%. I decessi registrati sono 30, un terzo dei quali nel Friuli occidentale. I ricoverati nelle terapie intensive salgono a 67, mentre quelli in altri reparti scendono a 688, numeri comunicati dal vicegovernatore con delega alla salute Riccardo Riccardi. E tra le persone che hanno combattuto contro il Covid c'è anche Giorgio Fidenato, l'agricoltore reso celebre per le sue battaglie pro OGM. Sentiamo la sua esperienza. Anche Giorgio Fidenato, l'agricoltore celebre per la sua battaglia a favore del mais OGM, è stato colpito dal coronavirus, seppur in maniera non grave. Un contagio che, nonostante tutte le precauzioni, ha colpito la sua famiglia. Io mi sono preso il Covid nell'ambito familiare. Io ho fatto sempre, da quando è iniziato il problema Covid, ho sempre fatto una vita serena, familiare, lavorativa. Ho solo messo in pratica quelle precauzioni che, dalle mie esperienze, sono misure di prevenzione per impedire la diffusione del Covid necessarie e importanti. Io sono un agricoltore e ho vissuto fenomeni infettivi tipo l'afta epizootica delle vacche e so che anche a quei tempi ci si doveva comportare in una certa maniera quando un allevamento veniva colpito da questi problemi sanitari pandemici. Nell'ambito della mia famiglia c'è stato qualcuno che ha voluto fare a tutti i costi una festa, quindi è entrata il Covid nella mia famiglia e ci ha preso tutte e 7 componenti familiari. Fidenato è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso di Pordenone, dove ha toccato con mano la situazione della struttura sanitaria. Io personalmente sono stato forse quello peggiore, tant'è che lunedì scorso, proprio una settimana fa, ho dovuto essere ricoverato in pronto soccorso e lì ho avuto la conferma nel reparto di Pordenone, del pronto soccorso di Pordenone dedicato al Covid, della situazione tragica degli ospedali. Perché io per fortuna non ho avuto e dopo 4 ore sono stato dimesso, ma ho visto lì molte persone anche della mia età con problemi polmonari che dormivano ancora in pronto soccorso perché nei reparti non c'era posto. Continuiamo a vivere sereni, tranquilli, basta cambiare un po' il nostro comportamento e vedrete che il problema lo risolveremo. E io penso che con i vaccini fra poco anche questa vicenda la dimenticheremo. E fortunatamente migliora la situazione in casa di riposo a San Vito al Tagliamento, una delle più colpite nella seconda ondata. Nella struttura è stata completata la vaccinazione a 75 ospiti. La situazione nella casa di riposo di San Vito al Tagliamento sta migliorando. Resta ancora alta la quota dei positivi, ma gli ospiti negativizzati sono sempre più. A dicembre la situazione era drammatica, oggi si vede la luce in fondo al tunnel, come spiega il sindaco Antonio Di Bisceglie. Abbiamo ancora 41 positivi, di cui 3 in ospedale, tra Sacile, Spilimbergo e Pordenone, 41 positivi su 255, abbiamo 90 che si sono negativizzati, poi abbiamo 75 che sono sempre stati bene. Purtroppo resta alta la conta delle vittime lasciate alle spalle. Dobbiamo ricordare, ahimè, anche 46 deceduti in questa vicenda del coronavirus, accanto ad altri 3 deceduti per cause naturali. E intanto è partita la campagna vaccinale. Le dosi sono state somministrate in questi giorni. Tutti gli ospiti che erano nelle condizioni e consenzienti di poter essere vaccinati sono stati vaccinati, quindi 75 ospiti sono stati vaccinati in casa di riposo. Il sindaco fa anche il punto dei contagi sul territorio comunale. Le persone coinvolte sono 198, ahimè in aumento, con 123 persone positive. Di queste 123 positive, 63 maschi e 60 femmine.
74 le persone in isolamento. Tra le vittime del Covid anche Michelangelo Scandola, uno degli ultimi sopravvissuti alla storica battaglia di El Alamein, deceduto nei giorni scorsi all'ospedale civile di Pordenone proprio per complicazioni legate al Covid. Scandola, carrista, classe 1921, originario di Bosco Chiesa Nuova, in provincia di Verona, avrebbe compiuto 100 anni il 28 gennaio. Le sue esequie sono state celebrate nella chiesa parrocchiale di Roveredo in Piano nel rispetto delle misure imposte dall'attuale situazione epidemiologica. Erano presenti, oltre ai familiari, il comandante della 132esima Brigata Corazzata Ariete, generale Roberto Banci, il sindaco di Roveredo in Piano, Paolo Nadal, il presidente dell'Associazione Nazionale Carristi d'Italia, FVG, Ettore Fasciani, oltre ai rappresentanti delle associazioni d'arma e dei mutilati e invalidi e volontari della Croce Rossa Italiana. La testimonianza di Scandola su El Alamein era stata raccolta da Eugenio Bevilacqua in un libro intitolato A proposito del destino, pubblicato nel 2013. La fiera di Pordenone è pronta per la vaccinazione di massa, ma attende un segnale dal commissario Arcuri. Intanto, a riguardo, scintille tra il PD cittadino e il sindaco. Vaccini di massa in fiera a Pordenone, sì o no? La questione accende il dibattito politico cittadino, dopo che il consigliere comunale del Partito Democratico, Marco Cavallaro, ha invitato l'amministrazione a prendere in considerazione il quartiere di Viale Treviso per la somministrazione delle dosi. In particolare ora, ricorda Cavallaro, che c'è stata l'approvazione del vaccino Moderna, di più semplice distribuzione. Secondo l'esponente Dem, nella lotta al Covid-19, il tempismo e l'organizzazione sono cruciali. La sfida principale, dice, è vaccinare più pordenonesi possibili nel più breve tempo possibile, così da raggiungere rapidamente l'immunità di gregge e uscire insieme e presto da questo incubo. La fiera, nei mesi della pandemia, si era già messa al servizio del territorio, ospitando i tamponi drive-in e il recupero delle tradizionali vaccinazioni degli adolescenti e anche come area di voto per l'ultimo referendum. E proprio a fronte di questo arriva la replica del sindaco Alessandro Ciriani. Avevo già incontrato il presidente Renato Pugliatti per chiedergli di trasformare la fiera in area vaccinazioni, dice il sindaco, spiegando come sia già stato predisposto un piano completo già inviato al vicepresidente della regione Riccardo Riccardi con planimetrie, entrate, uscite, costi, modalità di gestione e tutti gli altri aspetti tecnici. Ciriani risponde al consigliere. Va ricordato a Cavallaro che il piano nazionale vaccini è gestito dal suo governo nazionale e perciò qualsiasi nostra azione e intervento sarà possibile quando ci diranno come procedere, dice. Noi siamo pronti, loro lo sono, è il governo del PD che deve decidere. Finché non si danno una mossa, alcuni nodi rimangono irrisolti. Per esempio, i vaccini li dobbiamo fare nella nostra fiera o nei padiglioni a forma di fiorellini del commissario per l'emergenza Covid Domenico Arcuri, conclude il sindaco. A riguardo, in fiera non è arrivata alcuna richiesta formale, come sottolinea il presidente Pugliatti, che ribadisce la piena disponibilità a collaborare compatibilmente a una riapertura delle manifestazioni che viene auspicata per il prossimo futuro. Passiamo alla cronaca. I vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti questa mattina, poco prima delle 8, in strada Vistorta a Sacile, vicino al raccordo autostradale Ovest, per l'incendio di un'automobile a benzina. Le fiamme erano state messe sotto controllo da un passante con un estintore a polvere e i pompieri hanno verificato la presenza di punti caldi e hanno completato le operazioni di spegnimento e di bonifica. La via è stata interdetta al traffico dai carabinieri per consentire l'intervento e poco prima, attorno alle 7:30, i vigili del fuoco di Maniago hanno operato sul retro del supermercato di via Alfieri per un principio di incendio del compattatore della carta. Grazie a un elevatore manuale, i pompieri hanno spostato il cassone di un paio di metri per poi spegnere le fiamme sviluppatesi nella parte posteriore del compattatore. Le operazioni sono terminate verso le 9:30 e le cause dell'incendio sono in corso di accertamento. E i pompieri di Pordenone, nel primo pomeriggio, sono intervenuti ad Aviano, in via delle Cave, dove ha preso fuoco un vecchio fabbricato. I pompieri hanno limitato le fiamme grazie anche all'ausilio di una termocamera, dal momento che i locali del piano terra erano saturi di fumo, riuscendo a spegnere l'incendio e a mettere in sicurezza lo stabile. E oggi hanno preso servizio alla Questura di Pordenone 10 nuovi agenti della Polizia di Stato nell'ambito del piano di potenziamento predisposto dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza. Si tratta di 2 neoagenti provenienti dalle scuole di polizia di Trieste e Vibo Valentia e 8 appartenenti alla Polizia di Stato provenienti da varie sedi del centro e nord Italia, dove hanno prestato servizio in diversi uffici e settori. Questi rinforzi, previsti nel piano di potenziamento per il 2020, si vanno ad aggiungere ad altri 7 agenti assegnati sempre alla Questura di Pordenone lo scorso giugno. Il questore Marco Dorisio ha ricevuto il personale neoassegnato, dando loro il benvenuto e augurando buon lavoro.
Un grido d'aiuto arriva da Piancavallo, nella località avianese. È andata in scena nel weekend una fiaccolata da parte di maestri di sci e commercianti per chiedere attenzione verso la montagna pordenonese. Il fuoco a illuminare la neve di Piancavallo, un grande cuore formato con le fiaccole da parte di maestri di sci, commercianti e operatori della località avianese. Una fiaccolata silenziosa per risvegliare l'attenzione dell'opinione pubblica e della classe politica nei confronti del polo turistico pordenonese e a denunciare la difficoltà in cui lo stesso si trova. E questo quanto è andato in scena nel weekend. I panorami mozzafiato, 180 cm di neve, che caratterizzano la località in questi giorni, non fanno altro che rendere ancor più paradossale la situazione. Attività al limite del blocco totale, impianti chiusi e soprattutto nessuna certezza per il futuro. Una beffa è stata definita oltre al danno. Le strutture alberghiere presenti nella località e come queste le attività di contorno hanno visto gli ultimi clienti a fine febbraio dello scorso anno e i ristori concessi fino ad ora sono sembrati più un contentino che un concreto sostegno economico, dicono gli organizzatori della manifestazione. Gli 80 maestri di sci delle due scuole e gli oltre 100 dipendenti fra alberghi, noleggi, ristoranti e bar, nonché i numerosi stagionali degli impianti sciistici, chiedono di poter lavorare con un minimo di prospettiva, cosa che al momento sembra essere impossibile. Si naviga a vista e c'è anche nebbia, se andiamo avanti così a singhiozzo rischiamo di chiudere per sempre, le frasi che si sentono. Questo il prezzo che pagheranno Piancavallo e la montagna in generale se continueranno ad essere permeate di indifferenza. Non si tratta, continuano gli organizzatori, di insensibilità verso la situazione sanitaria, ma di una presa di posizione contro questa impossibilità di programmazione del proprio lavoro. La speranza, continuano, è che questo momento passi presto, ma vorremmo essere almeno considerati dalla classe politica a qualunque livello. Al momento nessuno ci ha nemmeno chiesto se siamo ancora in grado di riaprire. Un centinaio di amici si sono quindi riuniti per formare un grande cuore fiammeggiante sulla neve, il cuore di Piancavallo, che non vuole smettere di battere, ma ha un forte bisogno di aiuto. Era questa la nostra ultima notizia per stasera. Dopo di noi Bianconero XXL, condotto da Francesca Spangaro e Massimo Radina. L'appuntamento con il telegiornale di Pordenone ritorna domani alle 20:45. Grazie per essere stati con noi, buona serata.